Oggi è stato un momento importante di discussione della nostra sanità. Abbiamo incontrato i comitati, promotori anche di un'importante raccolta firme che è stata consegnata oggi, proprio per analizzare quella che è la situazione attuale. I problemi sono sotto gli occhi di tutti, passiamo dal discorso della privatizzazione di interi comparti, come ad esempio sta accadendo per alcuni settori, parliamo dei pronto soccorsi che vengono affidati al privato e che rischiano invece di depauperare in maniera proprio significativa la sanità pubblica. O ancora parliamo di servizi che vengono tagliati, come quello che si vuole fare per i consultori. Ormai sono mesi in cui circola la notizia che si vogliono chiudere i consultori di San Giacomo e San Giovanni a Trieste e la discussione cade in un giorno particolare in cui l'altro punto all'ordine del giorno era la violenza contro le donne. I consultori, voglio precisare, sono un presidio importante anche per la tutela delle donne che subiscono violenze e quindi offrono una risposta anche su questo fronte. O ancora si parla di chiusura di importanti centri come ad esempio il punto nascita di San Vito al Tagliamento. Quindi quello che continueremo a fare noi del Movimento 5 Stelle è mantenere alta l'attenzione sulla sanità per impedire che quello che deve essere un servizio pubblico finisca per diventare un servizio privato a beneficio di pochi.